Veniamo alla tua presenza per i meriti di Gesù Cristo tuo Figlio e ti ringraziamo ancora in questa sera per l'onore e il privilegio, Signore, per l'opportunità che tu ci doni ancora in questa sera di poter innalzare il tuo santo e meraviglioso nome. E ancora applicami il sangue di Gesù sulle nostre vite affinché siamo imbiancati e purificati mediante quel sangue che è stato sparso alla croce. E ancora prendiamo autorità nel nome di Gesù e leghiamo ogni spirito immondo, ogni principato, ogni potestà sia legato nel nome di Gesù Cristo. E proclamiamo e dichiariamo, Signore, liberazione, guarigione. Ovunque, Signore, la tua parola è predicata, ovunque il tuo nome è innalzato, Signore, e a te, oh Padre, ancora in questa sera, solo a te, Signore, noi vogliamo dare tutta la lode e la gloria che è in Cristo Gesù, il benedetto in eterno. Amen. Alleluia. Innalziamo il Re di gloria. Amen. Alleluia. A te la gloria, Signore. Raccolto in fila, il tempo è arrivato, la messa è matura, sforza di essere valente, alzati e grida a tutte le nazioni, che Cristo è la vita, sarà piena. La terra della sua gloria ci coprirà, come le acque coprono il mare. Sarà piena la terra della sua gloria ci coprirà, come le acque coprono il mare. Alza i tuoi occhi, dillo. Alza i tuoi occhi e guarda, il raccolto e grida, il tempio è arrivato, la messa è matura, sforza di essere valente, alzati e grida a tutte le nazioni, che Cristo è la vita, sarà piena, la terra della sua gloria ci coprirà, come le acque coprono il mare. Sarà piena, la terra della sua gloria ci coprirà, come le acque coprono il mare. No, non c'è altro nome nato al mondo, Gesù Cristo È il Signore. è il Signore. Sarà piena la terra della sua gloria ci coprirà, come le acque coprono il mare. Chiesa, dillo. No, Non c'è altro nome dillo Taco. È il Signore. Sarà piena, dillo.
acque coprono il mare. Alleluia. Sì, Signore. Coprici, Signore, con la tua presenza. Coprici con il tuo spirito, Signore, come le acque coprono il mare. Io alzo gli occhi ai monti. Da dove mi verrà l'aiuto? Il mio aiuto viene dall'Eterno, che ha fatto i cieli e la terra. Fratello mio, sorella mia, in chi stai confidando? Cosa stai guardando? Confida nel Signore. Egli è l'onnipotente Dio, amen. E Lui non viene meno alle sue promesse. Innalziamo il Re di gloria, alleluia. Innalziamo colui che è santo, alleluia. Buono è stare alla presenza tua, Gesù, gioiando nel tuo amore, adorandoti, oh Dio, buono è stare alla presenza e adorare il tuo nome. Oggi esaltiamo, grande, buono, uniti dichiariamo che sei eterno, grande, buono, uniti dichiariamo che sei eterno. Buono è stare alla presenza tua, Gesù, gioiando nel tuo amore, adorandoti, oh Dio. Buono è stare alla presenza e adorare il tuo nome. Oggi esaltiamo, Grande, grande, buono, uniti dichiariamo che sei eterno, grande, buono, uniti dichiariamo che sei eterno, grande, buono, uniti dichiariamo che sei eterno, grande, buono, uniti dichiariamo che sei eterno. C'è gioia nella tua presenza, c'è gioia nella tua presenza, Signore, c'è gioia nella tua presenza, dillo, c'è gioia nella tua presenza, 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 dillo, c'è gioia nella tua presenza, Chiesa grande, grande, dillo, uniti, grande, c'è gioia nella tua presenza, trova gioia nella sua presenza, c'è gioia nella tua 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 presenza. grande, grande, buono, uniti dichiariamo che sei eterno, grande, buono, uniti dichiariamo, uniti dichiariamo, uniti dichiariamo che sei eterno. Alleluia. Sì, Signore, uniti dichiariamo che tu sei l'Eterno, l'Onnipotente Dio. Nella mia angoscia ho gridato all'Eterno ed Egli mi ha risposto. Vogliamo entrare in quella che è l'adorazione in questo momento. Vogliamo aprire i nostri cuori alla sua presenza. Come è scritto nella sua parola, il Signore cerca veri
adoratori, che lo sappiano adorare in spirito e verità. Quindi vogliamo chiudere i nostri occhi, aprire i nostri cuori alla sua presenza. Nella parola è scritto che dove 2 o 3 saranno radunati, Lui è lì nel mezzo. E la sua presenza è qui. Se resteremo a guardare con gli occhi aperti non vediamo nulla, ma se apriamo i nostri cuori certamente sentiremo qualcosa di particolare. Il suo abbraccio, il suo amore, la sua mano toccherà il tuo cuore questa sera. Apri il tuo cuore alla sua presenza e adoralo, semplicemente adoralo. La distanza tra te e Dio è solo una preghiera. Apri il tuo cuore alla sua presenza in questo momento. Amen. Adoriamo il Signore insieme. Alleluia. Ti adoriamo, Signore. A te la gloria, Signore. Alleluia. La tua grazia mi visitò, sanando tutto il mio cuore. La mia casa si illuminò di te. Hai parlato al mio cuore, la tua voce mi indirizzò a camminare con te nel tuo amore. Nella tempesta io sarò al sicuro, tu mi sosterrai col tuo braccio forte, ti seguirò perché sei il mio pastore, egli su me. Nella tempesta io sarò al sicuro, tu mi sosterrai col tuo braccio forte, ti seguirò perché sei il mio pastore, egli su me. La tua grazia mi visitò, sanando tutto il mio cuore. La mia casa si illuminò di te. Hai parlato al mio cuore, la tua voce mi indirizzò a camminare con te nel tuo amore. Nella tempesta io sarò al sicuro, tu mi sosterrai col tuo braccio forte, ti seguirò perché sei il mio pastore, egli su me. Nella tempesta io sarò al sicuro, tu mi sosterrai col tuo braccio forte, ti seguirò perché sei il mio pastore, egli su me. Oh, tu hai cura di me, tu vegli su me, tu vivi in me. Tu certezza mia, sei la pace mia, hai cura di me. Tu hai cura di me, tu vegli su me, tu vivi in me. Tu certezza mia, sei la pace mia, hai cura di me. Nella tempesta io sarò al sicuro, tu mi sosterrai col tuo braccio forte, ti seguirò perché sei il mio pastore, vegli su me. Nella tempesta io sarò al sicuro, tu mi sosterrai col tuo braccio forte, ti seguirò perché
sei il mio pastore, vegli su me. Tu hai cura di me, tu vegli su me, Tu vivi in me, vivi in me, tu vivi in me, tu certezza mia, sei la pace mia, hai cura di me. Oh, cura di me. hai cura di me. Hai cura di me. Hai cura di me, 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 hai cura di me, hai cura di me, Signore, hai cura di me, hai cura di me. Nella tempesta io sarò al sicuro, tu mi sosterrai col tuo braccio forte, ti seguirò perché Sei il mio pastore, vegli su me. Nella tempesta io sarò al sicuro, tu mi sosterrai col tuo braccio forte, ti seguirò perché sei il mio pastore, vegli su me. Tu hai cura di me. Chiesa, vogliamo dirlo come una preghiera. Vegli su me, Tu vivi, in me, tu Signore, tu certezza mia, sei la pace mia, hai cura di me. Cura di Alleluia. Il Signore si prende cura di te, si prende cura della tua casa, della tua famiglia, del tuo entrare, del tuo uscire. Il Signore non ti lascia e non ti abbandona. Egli ha cura di te. Credi, credi solamente e vedrai la gloria di Dio. Alleluia, Signore, noi crediamo nella tua benignità, nel tuo amore. Crediamo, Padre, nella tua benedizione. E ancora in questo momento, come è scritto nella tua parola, venite, adoriamo, inchiniamoci, inginocchiamoci davanti all'Eterno che ci ha fatti, poiché Egli è il nostro Dio e noi siamo il popolo del suo pascolo, il gregge che la sua mano conduce. Signore Dio, ancora in questo momento, alziamo le nostre mani, Signore, affinché tu ci possa guidare attraverso quel sentiero, Signore, che hai preparato per le nostre vite. Sì, Signore, ti adoriamo, Signore. Adoriamo te, Gesù, alleluia. Oh, Maestà, toccaci, Signore. Spirito Santo, tocca. Sana, Signore, queste ferite di questo cuore, Signore, che l'occhio non vede, Signore, ma tu vedi ogni cosa, papà. Sana, Signore. Alleluia. alzo le mani, alzo le mani, anche se non ho forze, anche se non ho forze, alzo le mani,
un'unzione che mi fa cantare Quando alzo le mani, comincio a sentire il fuoco. Quando alzo le mani, il mio peso scompare. Nuove forze tu mi dai. Tutto questo è possibile, tutto questo è possibile quando alzo le mani. Alzo le mani. Alzo le mani, anche se non ho forze. Solo a te. Oh, quando alzo le mani, comincio a sentirlo, il fuoco. Quando alzo le mani, il mio peso scompare. Nuove forze tu mi dai. Credici. Tutto questo è possibile, dillo. tutto questo è possibile Quando alzo le mani, quando alzo le mani. Meraviglioso sei, per l'eternità il canto mio sarai. Hai conquistato ogni parte di me. Meraviglioso sei. Io non Desidero che desidero che te. io non desidero che te. Io non desidero che te. Io non desidero che te. Meraviglioso sei. Vogliamo dirlo insieme? Per l'eternità il canto mio sarà. Hai conquistato ogni parte. Dillo al tuo Signore. Meraviglioso sei, meraviglioso, meraviglioso sei. Meraviglioso sei. Per l'eternità Il canto mio sarai. hai Conquistato ogni parte di me. Meraviglioso sei. mio Gesù. Meraviglioso sei. Mio Signore. Meraviglioso sei.
Meraviglioso, meraviglioso sei, Signore. La tua presenza è meravigliosa in questo luogo, Signore. Noi ancora in questo momento siamo qui, Signore. Non solo, Padre, le nostre mani, ma i nostri cuori, Signore. Noi vogliamo elevare alla tua presenza, perché tu sei l'Iddio meraviglioso, colui che fa segni, prodigi e miracoli. E ancora in questa sera, Signore, noi crediamo nella tua parola e siamo certi e sicuri, Signore, che tu ancora in questa sera opererai nel nostro mezzo. Celebrate l'Eterno, perché Egli è buono, perché la sua benignità dura in eterno. Celebrate l'Iddio degli dei, perché la sua benignità dura in eterno. Celebrate il Signore dei Signori, perché la sua benignità dura in eterno. Colui che solo fa grandi meraviglie, perché la sua benignità dura in eterno. Fratello mio e sorelle mie, aspettati grandi cose questa sera. Aspettati grandi cose questa sera, perché Egli è il vivente, è colui che ancora in questo tempo può operare. Vogliamo avere ancora un momento di adorazione alla sua presenza. Alleluia. Adoriamo il Signore insieme, amen. So che i tuoi occhi sono attenti e sono sempre su me. E sei sensibile al mio grido che sale fino a te. Posso anche piangere, ma la mia gioia verrà al mattino. Sei qui vicino, non sei lontano, non cambi mai. Sei fedele a me, Dio di alleanza, Dio di promesse. Tu non sei un uomo per mentire, tutto potrà passare, tutto potrà cambiare, ma la tua parola si adempirà. So che i tuoi occhi sono attenti e sono sempre su me. E sei sensibile al mio grido che sale fino a te. Posso anche piangere, ma la mia gioia verrà al mattino. Sei qui vicino, non sei lontano, non cambi mai. Tu sei fedele a me, Dio di alleanza, Dio Di promesse. Tu non sei un uomo, Non sei un uomo per mentire, tutto potrà passare, tutto potrà cambiare, ma la tua parola si adempirà.
chi lotta per me. I suoi piani non saranno mai cambiati. La mia speranza è Lui. Nella grande io sono. I miei occhi vedranno l'impossibile succedere. Dio di alleanza, Dio di promesse, dillo. Dio di alleanza. Dio di promesse, Non sei un uomo per mentire, tutto potrà passare, tutto potrà cambiare, ma la tua parola si riempirà. Dio di alleanza. Alleluia. Nella parola è scritto che cielo e terra passeranno, ma la mia parola non passerà giammai. E noi ti ringraziamo, Signore, perché tu sei fedele alla tua parola. E come è scritto nel libro di Ageo, dice la parola, Ageo, il messaggero dell'Eterno, proclamò al popolo il messaggio dell'Eterno dicendo: io sono con voi, dice l'Eterno. E se il Signore è con noi, chi sarà contro di noi? Fratello mio, sorella mia, crediamo e confidiamo in colui che ha fatto i cieli e la terra, perché a Lui nulla è impossibile. Padre Santo, ti ringraziamo ancora in questo momento per la tua presenza e come tu ci onori ogni giorno, Signore, con il tuo immenso amore. E ancora in questo momento, Padre, vogliamo mettere davanti al tuo trono di grazia queste richieste di preghiera, sapendo per certo e sicuro, Signore, che il tuo braccio, Signore, è pronto ad intervenire nei bisogni del tuo popolo. Vogliamo pregarti per Giacomo che è uscito dalla sala operatoria. Signore, stendi la tua mano, continua ad operare sulla sua vita affinché tutto risulti a lode e gloria del tuo meraviglioso nome. Ancora Jessica, Raffaele, Giuseppe, Michele, Antimo, davanti al tuo trono, Signore, stendi la tua mano, opera in questi cuori, Signore. Ancora il pastore e Margherita davanti a te, Signore, una fresca unzione sulle loro vite. Ti chiediamo protezione sulla loro casa, sulla loro famiglia. Signore, sostienili, proteggili ed usali sempre per l'avanzamento del tuo regno. Ancora vogliamo pregarti, Signore, per tutti i giovani che sono allontanati, sviati, raffreddati. Li mettiamo davanti al tuo trono, Signore. Riportali a te con corde d'amore, Signore. Opera in questi cuori, Signore. Noi sappiamo che ancora il tempo è breve, Signore. Ti preghiamo, Signore, stendi la tua mano e opera, Signore. Ancora Enza e la sua casa davanti al tuo trono, Signore. Ancora Donato e Raffaele, Francesco, Gianni, Signore, che ogni catena, Signore, sia spezzata nel nome di Gesù Cristo. Proclamiamo e dichiariamo, Signore, liberazione nel nome di Gesù. Ancora Alessandro davanti a te, Signore. Signore, tu conosci ogni cosa, Signore. Ancora Alessandra, Signore, Dio tocca questa sorella, Padre, nel nome di Gesù. E ancora vogliamo pregarti, Signore, per gli ospedali, le case famiglie, gli orfanotrofi, Signore, le carceri, questi luoghi dove c'è tristezza, desolazione, Signore, afflizione. Padre d'amore, stendi la tua mano, usa i tuoi strumenti affinché la tua parola possa penetrare in questi luoghi, possa portare refrigero e salvezza. Ancora gli ammalati del tuo popolo davanti al tuo trono, Signore. Come è scritto nella tua parola, Signore, che per le tue lividure siamo stati guariti. Ancora in questa sera proclamiamo e dichiariamo guarigione nel nome di Gesù Cristo. Ancora Camillo davanti a te, Michele, Vittorio, Patrizia, Signore. E se ci siamo dimentichiamo di qualcuno, Signore, tu non ti dimentichi di nessuno. Continua ad operare, Signore, mediante il tuo amore e la tua signoria, Padre. Ancora, Padre d'amore, mettiamo il prosieguo
di questa riunione nel palmo della tua mano santa. Ti preghiamo, Signore, ungi le labbra del tuo servo, Signore, e che i nostri cuori si aprano, Signore, affinché il messaggio che scende dal cielo possa essere, Signore, scritto a caratteri incancellabili sulla tavola del nostro cuore. E a te, Signore, solo a te, oh Padre, noi diamo tutta la lode e la gloria. In Cristo Gesù, il benedetto in eterno. Amen. Amen e amen. Alleluia. Gloria a Dio, alleluia. Ci vogliamo anche preparare per l'offerta. Se c'è qualcuno che vuole testimoniare per la gloria di Dio. Ok, prendiamo l'offerta, dai. Alleluia. Vogliamo anche pregare per l'offerta, vogliamo chinare il nostro capo e ringraziare Dio anche per questo gesto che facciamo. Amen. Padre Santo, ancora in questo momento ti ringraziamo per l'opportunità che tu ci doni ancora, Padre, di poter dare, Signore. Noi vogliamo dare per l'avanzamento del tuo regno. Ti preghiamo di benedire, Signore, il tuo popolo, la tua eredità, Signore. Prenditi cura, Padre, di chi ne ha il bisogno. E a te, Signore, diamo tutta la lode e la gloria. In Cristo Gesù, il benedetto in eterno. Amen. Alleluia. Amare te. Una cosa ho chiesto a te, Signore, e quella cercherò, che io dimori nella casa tua per sempre, per sempre. Cento beni mi darà, benignità, benignità. Poi davanti a me la mensa tua preparerai, e con olio tu mi ungerai, ed io traboccherò, e per lunghi giorni nella casa tua vivrò. Amare te, servire te, Signore, alzar le mani e lodare il nome tuo. Questo è tutto per la vita mia, altro bene io non troverò, chiamare te, servire te, chiamare te, servire te, chiamare te, servire te. Alleluia. È come è scritto nel Salmo 47, che parola di Dio: battete le mani o popoli e celebrate Dio con grida di trionfo. E ciò che Dio ci dice, noi quello facciamo. Amen. Alleluia. A te la gloria, Signore. Vogliamo ancora ascoltare il consiglio della parola. Vogliamo ascoltare ciò che Dio ha messo nel cuore del suo servo. Amen. Grazie. Pace a tutti voi qui presenti e pace a quanti sono collegati con noi da casa. Prima di iniziare voglio chiedere alla regia di perdonarmi perché il testo è quello di Neemia, ma questa sera vi porterò un po', tutto, farò un trittico in questo libro meraviglioso che è il libro di Neemia. Quindi non è solo il capitolo 3, ma io inizierò con altri versi dal capitolo 2. Però, quindi prendiamo il libro di Neemia dal capitolo 2. È un tempo in cui Dio mi faceva meditare tanto su questo libro particolare. Leggendolo, nella sua interezza, mi accorgevo di un aspetto importante che io voglio condividere con voi in questa sera. Ecco perché dicevo vi porto in questa sera a fare un po' quasi dall'inizio ma fino alla fine di questo libro per comprendere quello che Dio vuole dire a tutti noi. Quindi Neemia capitolo 2 leggeremo i primi versetti 9 e 10,
poi leggeremo il 19 e il 20, poi io andrò avanti, però prima di questo, come sempre, vogliamo pregare insieme e quindi elevare questa spada dello Spirito in alto. Caro Padre, ancora in questa sera con tutto il nostro cuore, Signore, noi ti siamo grati e ti ringraziamo per come siamo nella tua casa, per poter, Signore, lodare, innalzare, adorare il tuo nome, ma soprattutto, Padre, per ascoltare il consiglio prezioso della tua parola. Grazie, Signore, per come in questa sera, Signore, tu ancora vuoi ammaestrare il tuo popolo, vuoi ancora, Signore, correggere il tuo popolo, vuoi ancora, Signore, dare indicazioni, Signore, al tuo popolo, affinché il tuo popolo sia un popolo forte, un popolo che vince sempre e comunque contro il nemico delle nostre anime. Io ti ringrazio personalmente per l'opportunità, il privilegio e la grazia che tu doni alla mia vita di poter meditare e condividere questa parola insieme ai miei fratelli e alle mie sorelle, e ti diamo tutto l'onore, la gloria e il ringraziamento in Cristo Gesù, benedetto in eterno. Amen. Alleluia. Vi dicevo, vi porto con me a fare una panoramica su tutto il libro di Neemia, e quindi vogliamo leggere dal capitolo 2 il versetto 9 e 10 e poi sempre dal capitolo 2 19 e 20. Poi io man mano andrò oltre e vi darò altri passaggi. Dice così questa parola: il re mi diede le lettere perché la benefica mano del mio Dio era su di me. Io giunsi presso i governatori di oltre il fiume, diedi loro le lettere del re. Il re aveva mandato con me dei capi dell'esercito e dei cavalieri. Quando Sanballat il coronita e Tobia il servo ammonita furono informati del mio arrivo, ebbero grande dispiacere della venuta di un uomo che procurava il bene dei figli di Israele. Passiamo al versetto 19-20, sempre da questo capitolo, e dice così: ma quando Sanballat il coronita e Tobia il servo ammonita e Geshem l'arabo seppero la cosa, si fecero beffe di noi e ci disprezzarono dicendo: che cosa state facendo? Vi volete forse ribellare contro il re? Allora io risposi e dissi loro: l'Iddio del cielo è colui che ci darà buon successo. Noi suoi servi ci alzeremo e costruiremo, ma voi non avete né parte né diritto né memoria a Gerusalemme. Fin qui, poi andrò oltre. Voi, penso che chi conosce questo libro meraviglioso conosce un po' tutta la storia di questi accadimenti che abbiamo letto poc'anzi. Io voglio fare un breve sunto per poi andare nel cuore della parola che Dio ha messo dentro di me. E sapete, Neemia è un uomo di Dio, è un uomo che ha a cuore l'opera di Dio. Ed è meraviglioso, fratelli e sorelle, vedere uomini e donne che hanno a cuore l'opera di Dio. E dice a quest'uomo che aveva una posizione di privilegio, perché lui è scritto nel primo capitolo ma anche nel secondo, che lui era il coppiere del re Assuero, cioè un uomo potente sulla terra in quel tempo, e lui gli metteva la coppa nelle mani, e quindi era un'autorità in quel tempo. Ma vedete, a volte non ci basta sapere che noi abbiamo un privilegio, abbiamo una posizione, perché quando ci vengono a raccontare che l'opera del Signore, che forse una casa, forse una famiglia sta vivendo delle difficoltà, delle prove, il nostro cuore si rattrista. E quest'uomo, fratelli cari, proprio perché arrivano delle notizie da Gerusalemme dove dice che la parola, sempre in questi capitoli, che le mura di Gerusalemme sono diroccate, sono state distrutte, le porte di questa città sono state arse. E pensate il cuore di quest'uomo che, pur essendo in una posizione di grande privilegio, ma si mette nel cuore di pregare continuamente, senza dirlo a nessuno, fratelli cari. E anche questo è un aspetto che dobbiamo considerare sempre quando vediamo una difficoltà, una prova, quando vediamo qualcosa che stanno attraversando i nostri cari. Noi siamo chiamati a pregare, non a suonare la tromba per dire io sto pregando, ma ritirarsi nella nostra cameretta e pregare, chiedere e mettere davanti a Dio la difficoltà che i fratelli e le sorelle vivono. Quest'uomo fa questo, fratelli cari, prega per alcuni mesi e poi si presenta davanti al re chiedendo dei permessi, delle lettere affinché potesse giungere in questa città.
Giunge in questa città, sapete fratelli cari, quando si ci mette nel cuore solo il pensiero e solo la preghiera di mettersi nel cuore a ricostruire qualcosa, il nemico come sempre non sta a guardare. Non sta a guardare. Io perché vi dicevo prima, vi porterò un po' durante tutto il libro di Neemia, perché io ho visto proprio in questo libro, meditandolo più profondamente, che il nemico proprio contro Neemia, e poi non ci è riuscito, ma poi sarà contro un altro servo di Dio, ad usare delle strategie particolari affinché quest'opera del Signore, questa ricostruzione, non fosse portata a termine. Fratelli cari, io non vi sto parlando in questa sera di mura, anche se il testo si parla di mura. Io vi sto parlando di qualcosa che noi dobbiamo ricostruire nella nostra vita. Perché sapete, il testo qui, certo si parla di mura, si parla di porte, ma io penso che noi non dobbiamo ricostruire queste cose. Noi dobbiamo ricostruire qualcosa che il nemico è venuto a distruggere nella mia e nella tua vita. Dio in questo tempo ci chiama a ricostruire, dice è vero, c'è stato un tempo in cui forse il nemico ha padroneggiato, ha distrutto, ha demolito, è entrato e uscito, perché fratelli cari, quando si diroccano le mura intorno alla città significa che quella protezione che proteggeva quella città giorno e notte vengono meno. Il nemico può entrare e può uscire quando vuole e come vuole. Io lavoro nella città di Pompei antica e prima di entrare proprio nel sito costeggio tutto il muro perimetrale di questa città. Io lo osservo continuamente, ci sono dei blocchi enormi e delle mura enormi, e dopo tanti metri, non conosco le distanze precise, ci sono delle torri di guardia. E intorno a questa città ci sono solo 5-6 porte da cui si poteva accedere. Guardate un po' l'importanza, fratelli cari, di allora di difendere la città e l'importanza di difendere la nostra vita in questo tempo dagli attacchi del nemico. Io vado avanti nella parola, perché se passiamo al capitolo 3, io voglio parlarvi alla fine di quest'uomo. Il capitolo 3 sono i primi 2 versetti, dice così: Eliashib, sommo sacerdote, si mise con i suoi fratelli sacerdoti a costruire la porta delle pecore, la consacrarono e vi misero i suoi battenti, continuarono a costruire fino alla torre di Mea, che consacrarono fino alla torre di Cananael. Accanto ad Eliashib lavorarono gli uomini di Gerico e accanto a loro lavorò Zacca, figlio di Imri, figlio di Sema. Costruirono la porta dei pesci, ne fecero l'intelaiatura e vi misero i battenti e le serrature e le sbarre. Perché vi voglio parlare di Eliashib? Lo vedremo alla fine, quest'uomo, fratelli e sorelle, che farà qualcosa lui, vedete, la parola lo mette come il sommo sacerdote di quel tempo. C'erano tanti sacerdoti, ma lui era il sommo sacerdote. E lui, insieme ad altri sacerdoti, abbiamo letto che anche lui prende parte ad una parte di una costruzione, perché sapete meglio di me che ogni famiglia si era diviso il compito, chi costruiva una parte di un muro con le porte, chi ne costruiva altri. Eliashib è il sommo sacerdote e con i suoi sacerdoti sta costruendo la porta delle pecore, che sarebbe una porta dei sacrifici che noi troviamo alla piscina di Betesda quando leggiamo il libro di Giovanni. È questa porta qui che sta costruendo, è la porta delle pecore, dove attraverso questa porta si può far entrare gli agnelli che vengono sacrificati poi al Tempio. E allora comincia una guerra, fratelli cari. Io non so voi, ma quando abbiamo deciso nella nostra vita di costruire qualcosa di importante, e io quando parlo di qualcosa di importante non è che ho costruito un palazzo, una casa o altro. La cosa da costruire importante, fratelli cari, è la salvezza delle nostre anime. Questa è la priorità che noi dobbiamo costruire nella nostra vita. Anzi, dobbiamo ricostruire, perché noi questa salvezza non l'avevamo prima, perché il nemico nella nostra vita entrava ed usciva, faceva il bello e il cattivo tempo. Ma Dio in questa sera ci dice che non è più tempo che il nemico entra ed esca dalla tua vita, dalla tua casa, dalla tua famiglia e fa quello che vuole.
Dio vuole che tu ricostruisca, che tu metti delle mura di protezione intorno a te, alla tua casa, alla tua famiglia, che tu metti, oltre alle mura di protezione, che tu metti i battenti alle porte, perché le porte furono bruciate. Dio in questa sera ti dice: ricostruisci, perché non voglio più che tu vivi questa condizione che stai vivendo adesso, dove il nemico entra ed esce, e la tua condizione è sempre lì, peggiora di ogni giorno sempre di più. Ma il nemico, come dicevo prima, comincia una guerra, fratelli cari, e le strategie del nemico, fratelli e sorelle, non sono sempre le stesse. Noi pensiamo che riusciamo a comprendere dove il nemico ci attacca o le strategie che possa usare, ma non ci dimentichiamo che lui è furbo, lui è scaltro, e io parlo del nostro nemico, e lui ha 1000 armi per poter colpire il popolo dell'Eterno, e noi siamo chiamati ad essere avveduti. Se noi andassimo a vedere sempre nel capitolo 3, dal versetto 33 al 35, notiamo qualcosa di molto importante. Comincia una guerra, ma non è una guerra face to face, arma contro arma, è una guerra particolare. 33-35 dal capitolo 3. Leggiamo dal capitolo 4 e dice così: quando Sanballat udì che noi costruivamo le mura, si adirò e si indignò moltissimo, si fece beffe dei giudei e disse in presenza dei suoi fratelli e dei soldati di Samaria: che fanno questi giudei indeboliti? Li lasceremo fare? Offriranno sacrifici? Finiranno in un giorno? Faranno rivivere delle pietre sepolte sotto mucchi di polvere e consumate dal fuoco. Tobia l'ammonita, che gli stava accanto, disse: costruiscono pure, se una volpe vi salta sopra farà crollare il loro muro di pietra. E continuando, se volete continuare a leggere a casa, c'è la risposta di Neemia. Vedete, è una guerra psicologica, cioè il nemico viene nella nostra vita e vuole scoraggiarti, comincia a dire: costruisci. Tanto io penso che quello che tu stai cominciando a fare non lo porterai a termine. Costruisci pure, anche se tu costruirai, questa tua opera accadrà in un momento. Questo voleva dire poi il testo, quando dice che una volpe salta su questo muro e lo farà crollare. Dice: l'opera tua non reggerà di fronte alle difficoltà. Ma anzi, vedete, c'è una guerra psicologica, cercano di offenderti, cercano di farti venir meno, cercano in qualche modo il nemico per dire: ma che stai facendo? Ma che stai costruendo? Non riuscirai a costruire. C'è una guerra psicologica, fratelli cari. E vedete, Neemia, se voi andate a leggere il testo più avanti, Neemia non risponde a queste guerre, a questa accusa che stanno facendo nei suoi riguardi. Lui continuamente, ogni qualvolta riceve un'offesa, riceve un'ingiuria, riceve un attacco del nemico, dice la parola di Dio che lui si rifugia ai piedi del Signore e prega e dice: Signore, guarda i miei nemici che cosa stanno facendo. Io ho nel cuore di ricostruire le mura, le porte della città, e guarda i miei nemici, non ti dimenticare di loro. Neemia, fratelli cari, è un uomo di preghiera, oltre che ad essere il governatore, poi successivamente è anche lui un sacerdote. E lui, fratelli e sorelle, ha imparato a pregare, ha imparato che di fronte agli attacchi del nemico in questo momento è un attacco psicologico, sono parole che cercano di farti venir meno. Io non so quante volte nella nostra vita qualcuno si è avvicinato, forse qualcuno della famiglia, qualcuno caro alle nostre vite, e ha cercato di scoraggiarti. Ma che cosa stai facendo? Ma dove vai? Ma che stai costruendo? Ma forse hai perso la testa in questo tempo? Ma non vedi che quest'opera che tu hai iniziato forse non la riuscirai a portare a compimento? E questa è una guerra psicologica dove il nemico, fratelli cari, cerca di scoraggiarti. Ma tu rifugiati nel Signore, non scoraggiarti, perché se in questa sera il Signore ti dice di costruire le mura e rimettere i battenti alle porte, tu lo devi fare, devi perseverare. Il nemico sta sempre lì. E noi andremo a vedere avanti, fratelli cari, che il nemico non si è fermato, non si è stancato. Ha cercato in tanti e svariati modi di cercare di fermare quest'opera meravigliosa che c'era nel cuore di quest'uomo.
Ma non c'era nel cuore di quest'uomo, c'era nel cuore di Dio, fratelli cari, perché se Neemia si era messo nel cuore di ricostruire, perché Dio aveva parlato al suo cuore. Fratelli e sorelle, è un tempo di ricostruire tutti insieme. Dice, ma che cosa devo ricostruire? Forse qualcosa che abbiamo perso durante e lungo il cammino della nostra vita. Forse si sono aperte delle brecce dove abbiamo dato possibilità al nemico delle nostre anime di entrare, fratelli cari, e di portare scompiglio. Ecco perché in questa sera il Signore ci dice, ricostruisci di nuovo, metti i battenti alle porte. E vedete, il nemico, come abbiamo letto, non si scoraggia. Ma se passiamo al capitolo 6, dai primi 3 versetti, vi ho detto vi facevo camminare durante tutto il libro di Neemia, dice così: quando Sanballat, Tobia e Geshem, l'arabo, e gli altri nostri nemici ebbero udito che io avevo ricostruito le mura e che non era rimasta nessuna breccia, sebbene allora io non avessi ancora messo i battenti alle porte, Sanballat e Geshem mi mandarono a dire, vieni, incontriamoci in uno dei villaggi della valle di Ono. Essi pensavano di farmi del male. Allora io inviai loro dei messaggeri per dire, sto facendo un grande lavoro e non posso scendere. Perché dovrebbe interrompersi il lavoro mentre lo lascio per scendere da voi? E questo succede più di una volta. Il nemico, fratelli cari, allora comincia a cambiare strategia. Non ti calunnia più, non ti offende più, ma dice incontriamoci, parliamone. Ma perché ti dice questo? Dice riflettiamo insieme, parliamo insieme. Ti vuole dare un incontro il nemico per fare che cosa? Per distoglierti dall'opera che Dio ti ha chiamato a fare. Neemia risponderà, io non lascerò il lavoro che sto facendo per venire ad incontrarmi con te. Non ti incontrare mai con il tuo nemico e discutere. Il nemico va messo a tacere nel nome di Gesù, va legato nel nome di Gesù e va sgridato nel nome di Gesù. Non vi si incontra con il nemico per discutere. Con il nemico non si discute, si sgrida, perché Dio ci ha dato l'autorità nel nome di Gesù. Ma il nemico, fratelli e sorelle, usa strategie, come stiamo vedendo in questo testo, per far sì che quell'opera si fermi, non vada avanti, perché lui non vuole che tu costruisca, lui non vuole che tu vai avanti nell'opera di Dio. Ma Neemia, fratelli cari, vedete la sua risposta. Dice, io non posso interrompere il lavoro, non lo interrompere. Io non so se in questo tempo qualcuno ha cercato in svariati modi di interrompere l'opera che Dio stava facendo nella tua vita. Io non lo so, fratello o sorella, però so che questa parola Dio l'ha messa nel mio cuore per tutti noi, affinché possiamo prendere insegnamento, possiamo correggere il tiro nelle nostre vite. Io non so, forse ti sei fermato a costruire, perché forse hai dato atto a qualcuno che ti ha detto qualcosa. Hai dato tempo forse a qualcuno e quindi togliendo del tempo nell'opera di Dio. In questa sera il Signore ci dice insieme, ricontinua a costruire, non incontrarti più con il tuo nemico, perché egli vuole solo fermare i lavori. Non fermare i lavori, non farti distrarre. E vedete, dice questa parola che lo volevano incontrare, ma per fare che cosa? Mica per discutere. Il nemico con te non vuole discutere, vuole distruggerti. Vuole distruggerti, vuole prendere la tua vita, vuole togliere la tua vita. E io mi ricordavo, proprio inerente a questo testo, di tanti anni fa, dove un venerdì di preghiera, dove servivo prima il Signore, ad un certo punto un mio fratello, e adesso sta anche lui col Signore, porta nella nostra comunità in un venerdì di preghiera, so che mi sembra che l'ho detto qui questa testimonianza, ma è inerente al testo, porta un venerdì di preghiera una persona che lui conosceva, che era nel bisogno. E questa persona era grande, grosso, era enorme. Ad un certo punto, mentre si stava pregando insieme, questa persona seduta nelle sedie, ad un certo punto comprendo che questa persona comincia a creare confusione in mezzo al popolo, a impaurire il popolo perché era un omone molto grosso. Io chiamai i miei fratelli e dissi portatelo nella stanza dall'altra parte mentre io arrivo dopo. Entrammo in questa stanza, fratelli cari, con questo omone. Era una stanza dove noi facevamo delle agapi, c'era un grosso tavolo di legno con
quelli là tondi con i piedi molto forti. Come entrammo in questa stanza, fratelli cari, questo omone diede un calcio sotto questo tavolo e lo fece alzare sotto al soffitto. Io capii che c'era qualcosa di spirituale, di negativo, molto forte nella vita di quest'uomo. E quando cominciai a pregare, quest'uomo sbatte per terra e il nemico mi dice una parola. Quello che vediamo in questa sera qui. In questa sera qui il nemico voleva incontrare Neemia per distruggerlo. E lui mi disse: io sono venuto qui per prendere la tua vita. Parlava con me. Io continuai a pregare. E il nemico continuava a parlare e mi disse: io nella vita di quest'uomo ho spento la luce. Cioè lui voleva dire che aveva preso la signoria nella vita di quell'uomo, fratelli e sorelle, perché il nemico non fa sconti. Il nemico è violento, fratelli cari, non fa sconti. Il nemico, come dicevo prima, va solo sgridato nel nome di Gesù, perché Dio ci ha dato l'autorità. E vedete, in questo passaggio della parola di Dio c'è un complotto per uccidere Neemia, per uccidere l'uomo di Dio, ma Dio non permette. Dio non permette, fratelli cari. E andando avanti nella parola, c'è anche ancora sempre nel capitolo 6, vogliamo leggere dal versetto 5 al 9, ci sono altri aspetti che noi dobbiamo considerare insieme. E non vi dimenticate di Eliashib, come vi ho detto prima, perché alla fine vi parlerò di Eliashib, perché fa qualcosa di particolare che noi dobbiamo avere nel cuore tutti insieme. Neemia 6 dal 5 al 9 dice così. Perdonatemi, non riesco a leggere tanto bene, ho dimenticato gli occhiali, però. Allora Sanballat mi mandò a dire la stessa cosa una quinta volta per mezzo del suo servo che aveva in mano una lettera aperta, nella quale aveva scritto: corre voce fra queste nazioni, e Gasmu lo afferma, che tu e i tuoi giudei meditate di ribellarvi, perciò tu ricostruisci le mura stando a ciò che si dice tu dovresti diventare loro re. E avresti perfino stabilito dei profeti per fare la tua proclamazione a Gerusalemme dicendo: c'è un re in Giuda. Vedete, era una calunnia bella e buona che il nemico cercava di portare al re Assuero per far sì che ancora quest'opera fosse fermata. C'è una calunnia, fratelli cari. Più avanti noi vedremo un tradimento, ma io voglio arrivare, fratelli cari, ad un'arma particolare che il nemico ha usato, fratelli cari, non più contro Neemia, perché non ci è riuscito, ma ha usato un'arma particolare contro Eliashib. E lo ritroveremo tutti insieme nel capitolo 13 e leggeremo il versetto il 4 e il 5. Io per questo la prima parte vi ho parlato di Eliashib, un sommo sacerdote di quel tempo. Leggiamo insieme. Ora, prima di questo, il sacerdote Eliashib, che era preposto alle camere della casa del nostro Dio ed era parente di Tobia, aveva messo a disposizione di quest'ultimo una camera grande laddove prima di allora si riponevano le offerte, l'incenso, gli utensili, la decima del grano, del vino e dell'olio, tutto ciò che spettava per legge ai Leviti, ai cantori, ai portinai e la parte che se ne prelevava per i sacerdoti. Vedete che cosa succede? Noi vediamo il nemico di Dio, il nemico di Neemia, il nemico del popolo dell'Eterno, dove ha preso dimora, fratelli cari? Abbiamo letto, dove ha preso dimora? Ha preso dimora nella casa di Dio. Gli è stata messa una stanza nel Tempio dell'Eterno. E questo, fratelli cari, lo ha permesso Eliashib, che era il sommo sacerdote di quel tempo. Ma come è potuto succedere questo? Come è potuto succedere che il nemico che combatteva continuamente con tutte le sue armi l'opera di Dio, ad un certo punto si ritrova ad abitare nella casa di Dio al centro, in una stanza? E vi dico il perché. E questo è il concetto, fratelli cari, che Dio ha messo nel mio cuore. Se ci avete fatto caso, quando abbiamo letto, lui dice che questo Tobia ha usato una strategia. E la sua strategia sapete qual è? È quella di imparentarsi con Eliashib. Una figlia di Tobia aveva preso il nipote di questo sommo sacerdote
E per empatia, questo sommo sacerdote, solo perché era entrato nella famiglia, ma Tobia era un nemico, era entrato nella famiglia, quindi facendo parte del sommo sacerdote, il sommo sacerdote, dimenticando tutto ciò che questo nemico stava facendo affinché l'opera di Dio non fosse costruita, gli riservò una bella stanza, toglie da una stanza del Tempio dell'Eterno tutte le decime, tutte le offerte, tutto quello che concerneva i sacerdoti e gli dà una stanza. In poche parole, fratelli cari, il nemico ha usato una strategia e al posto di combattere di fronte, l'uomo di Dio, ha girato l'ostacolo. E la cosa più grave, sapete qual è? Che ha preso posto in una parte dove non avrebbe dovuto prenderne parte, nella casa di Dio. C'era il nemico di Dio nella casa di Dio, perché si era imparentato e quindi Eliashib non gli poteva dire di no. Stiamo attenti, fratelli cari. Dice, ma che mi dice il fratello in questa sera? Che mi dice il fratello in questa sera? Che io mi devo preoccupare perché forse attraverso un grado di parentela, attraverso forse qualcuno che si aggregherà alla mia parentela, io possa avere un nemico nella mia casa. È vero, fratelli cari, perché il nemico usa strategie. Il nemico non si ferma, fratelli cari. Il nemico usa strategie. E noi l'abbiamo visto in questa parola dove è stata la sua posizione. Ma in questa sera bisogna fare qualcosa. E noi continueremo a leggere e vedete che cosa accade. In questo tempo Neemia non è più a Gerusalemme perché è ritornato di nuovo dal re Assuero, ma lui ritornerà dopo qualche anno. Ma quando si faceva tutto questo io non ero a Gerusalemme, disse Neemia, perché il 31esimo anno di Artaserse, re di Babilonia, ero tornato presso il re e dopo qualche tempo, avendo ottenuto un congedo dal re, tornai a Gerusalemme e mi accorsi del male che Eliashib aveva fatto per amore di Tobia. Il sommo sacerdote aveva fatto del male. Cioè guardate un po' il nemico come aveva in qualche modo ammaliato Eliashib, il sommo sacerdote, che Neemia dice che aveva fatto del male, ma non solo al popolo di Dio, ma all'opera di Dio. E vedete il sommo sacerdote che cosa fa? Mettendo a sua disposizione una camera nei cortili della casa di Dio. La cosa mi dispiacque molto e feci gettare fuori dalla camera tutte le masserizie appartenenti a Tobia. Poi ordinai che si purificassero quelle camere e vi feci ricollocare gli utensili della casa di Dio, le offerte e l'incenso. Seppi pure che le porzioni dovute ai Leviti non erano state date, che i Leviti e i cantori incaricati del servizio se ne erano fuggiti. Vedete che distruzione ha portato questo nemico di Dio nella casa di Dio solo perché il sommo sacerdote ha abbassato la guardia. Non è riuscito a comprendere la strategia del nemico, che per cercare di entrare e portare scompiglio nella casa di Dio si è servito di un grado di parentela, facendo sposare sua figlia con il nipote di Eliashib. Stiamo attenti, fratelli cari, stiamo attenti. Ricordiamoci di una cosa molto importante quando il Signore disse una cosa, quando lui si trovava in una casa e qualcuno gli disse, vi ricordate queste parole? Signore, ma lì c'è tua madre e i tuoi fratelli, le tue sorelle che ti cercano. Ma che cosa disse il Signore, fratelli e sorelle? Ma chi sono mia madre, i miei fratelli e le mie sorelle? Chi sono? Chiunque fa la volontà del Padre mio, mia madre, fratello e sorella. Allora noi vediamo questa storia, fratelli cari, che a volte ci deve far riflettere tanto. E io riflettevo tanto su questo aspetto a volte della nostra vita. Diamo tutto per oro colato, si allargano le famiglie, ma a volte siamo disavveduti che forse allargare quelle famiglie, delle persone che entrano nelle nostre famiglie, non sono
tutti coloro che fanno la volontà di Dio, anzi, forse dietro quell'aspetto forse tanto amorevole, caritatevole, si nasconde forse il più acerrimo nemico delle nostre anime di Dio. E l'abbiamo visto in questo testo, fratelli cari. Lo abbiamo visto tutte le strategie che il nemico ha usato, ma alla fine ne ha usata una che perfino il sommo sacerdote è stato coinvolto e non è riuscito a capire che il nemico stava entrando per la porta principale nella casa di Dio per portare scompigli. Dice Neemia che perfino i sacerdoti dovettero fuggire. Pensate un po'. Allora in questa sera, fratelli cari, dice la parola di non abbassare la guardia. Non abbassiamo la guardia. Ma io vi ho parlato di Tobia, ma vi voglio parlare anche di Sanballat, il suo amico, nemico di Dio, perché insieme tramavano contro il popolo di Dio. E Sanballat, fratelli cari, lo troviamo alla fine sempre del capitolo 13, leggiamo dal versetto 23 al 31. Leggiamo anche di quest'altro nemico che cosa ha fatto. Dice così: in quei giorni vide pure dei giudei che avevano sposate donne di Asdod, di Ammon e di Moab, e la metà dei loro figli parlava l'asdodeo, ma non sapeva parlare la lingua dei giudei. Vedete, fratelli cari, anche per quanto riguarda i matrimoni, vedete un po' che cosa succede? Che alla fine il parlare delle cose di Dio ce ne dimentichiamo completamente. Forse riprendiamo di nuovo il parlare di questo mondo. E dice la parola, conosceva soltanto la lingua di questo o quell'altro popolo, ma si era dimenticata della sua lingua originale. Li rimproverai, disse Neemia, li maledissi, ne picchiai alcuni, strappai loro i capelli e li feci giurare nel nome di Dio che non avrebbero dato le loro figlie. I figli di costoro non avrebbero preso le figlie di quelli per i loro figli né per le loro stessi. E dissi: Salomone, re di Israele, non peccò forse in questo? E certo, fra le molte nazioni non ci fu re simile a lui, era amato dal suo Dio e Dio lo aveva fatto re di tutto Israele. Tuttavia le donne straniere fecero peccare anche lui. Si dovrà dunque dire di voi che commettete questo grande male, che siete infedeli al nostro Dio, prendendo delle donne straniere. Uno dei figli di Joiada, figlio di Eliashim, il sommo sacerdote, era genero di Sanballat il Coronita. Anche Sanballat, fratelli cari, si era imparentato con alcuni esponenti sacerdoti, in questo caso ancora Eliashib. E Sanballat, fratelli cari, l'abbiamo visto durante il percorso nel libro di Neemia, che era un acerrimo nemico, insieme a Tobia, un acerrimo nemico di Dio. Le strategie, vedete, alla fine di che cosa ha dovuto, patire il popolo di Dio? È dovuto di nuovo il sacerdote, il governatore Neemia, di mettere ordine nella casa di Dio. Perché? Perché c'era stato qualcuno, fratelli e sorelle, che non aveva compreso quello che stava accadendo. Allora in questa serie io voglio parlarvi di ricostruire che cosa? Quello che abbiamo letto. Dio in questa sera ti dice di ricostruire le mura, cioè di proteggere di nuovo, di alzare di nuovo i battenti alle tue porte, affinché il nemico non entri più. Anzi, se tu pensi che il nemico sia già entrato, fai come ha fatto Neemia. Caccialo fuori nel nome di Gesù. Caccialo fuori nel nome di Gesù. Butta fuori il nemico da casa tua, dalla tua famiglia. Butta fuori il nemico. Perché vedete che cosa combina il nemico nella casa e in mezzo al popolo di Dio. Stiamo attenti, fratelli cari. Forse in un momento siamo stati disattenti, siamo stati forse non vegliardi nelle cose di Dio. E il nemico ne ha approfittato, ha usato strategie su strategie affinché il popolo di Dio
potesse non continuare quell'opera alla quale Dio ha chiamato. Dio ci ha chiamato a fare un'opera. E c'è un passaggio nella parola di Dio che il Signore dirà: chi ha messo mano all'aratro non guardi indietro, perché chi guarda indietro non è adatto per il regno di Dio. Noi abbiamo messo mano all'aratro, fratelli cari. Un giorno abbiamo alzato la nostra mano verso il Signore, abbiamo detto: Signore, io ti servirò. Qualunque sia la difficoltà che dovrò attraversare, io ti servirò. E questo, fratelli e sorelle, significa che tu in quel momento hai fatto una scelta di campo. Hai scelto di servire il Signore, ma il nemico delle nostre anime non sta a guardare. In poche parole, siamo scesi in guerra. E quando si è in guerra non c'è requie, non c'è riposo, non c'è pace, fratelli cari, perché come abbiamo visto nel testo di questa sera, il nemico, fratelli cari, non si ferma, non si stanca, troverà sempre strategie su strategie come poter cercare di fermare l'opera di Dio, quello che Dio attraverso di te sta costruendo, perché Dio sta costruendo attraverso di te e di me. Che cosa sta costruendo, fratelli cari? Sta costruendo la salvezza. Prima di conoscere il Signore noi eravamo come questa città. Le nostre mura, il nostro cuore era arso dal fuoco, perché il peccato, fratelli cari, nel quale vivevamo tutti, aveva arso le porte del nostro cuore. E il nemico, fratelli cari, entrava ed usciva e faceva ciò che voleva nella nostra vita. Ma in questa sera il Signore ti dice una parola: continua a costruire nuovamente. Se ti sei fermato, se ti sei scoraggiato, continua a ricostruire, continua. E soprattutto il Signore ci dice in questa sera: metti i battenti alle porte affinché il nemico non entri più. E se è entrato, fai come Neemia: prendi il nemico e caccialo via nel nome di Gesù, qualsiasi possa essere. Io non so il nemico che sta offendendo la tua vita o ha fermato questa costruzione, non lo so. Può essere il denaro, dico una cosa così, possono essere tante cose, io non le so, ma so una cosa: che il nemico ha usato una strategia nelle nostre vite affinché questo lavoro non fosse portato avanti. Prendi in questa sera autorità nel nome di Gesù. Tu sai chi è il nemico che è entrato nella tua vita, nella tua casa, nella tua famiglia per fermare l'opera. Caccialo fuori nel nome di Gesù. Non abbassare la guardia, sii attento, sii vegliardo, prega continuamente come faceva Neemia. Prega e affida la tua preghiera al Signore Dio, colui che veglia, colui che ti protegge, colui che ti apre gli occhi dello Spirito e ti fa capire tutte le macchinazioni e le strategie del nemico per darti vittoria nel nome di Gesù. Prendiamo questa vittoria in questa sera, non abbassiamo la guardia, continuiamo a ricostruire. Vogliamo alzarci in piedi, faremo un canto, ma in questa sera meditiamo su questa parola, fratelli e sorelle. Non pensare che il nemico venga su una sola direzione e tu dici: io sono preparato perché so dove mi attaccherà. Il nemico, come abbiamo letto in questa parola, si mette insieme ad altri: Tobia, Sanballat, Geshem, l'Arabo. Allora si metteranno tutti insieme per cercare di distruggere, ma non ci riusciranno, perché ancora in questa sera il consiglio della parola di Dio è arrivato alle nostre vite e noi vogliamo essere vegliardi, attenti e vedere dove il nemico è entrato per cacciarlo via. Allora facciamo un bel canto tutti insieme e permettiamo al Signore che possa ancora darci rivelazione intorno a ciò che è accaduto nella nostra vita. Dio vuole ricostruire il tuo cuore distrutto, la tua vita distrutta. Dio vuole ricostruirla. Ecco perché siamo qui, affinché Dio possa ricostruire in noi ciò che abbiamo perso.
luce. Alleluia, Santo, Santo, Dio potente, grandioso, egli è degno dell'eccelso, Dio potente, grandioso. Voglio restare vicino al tuo cuore, che tanto ci ha amati e che Cristo non ho. Vedere o sa se che dividere ancora, cantando col cuore. Alleluia, Santo, Santo, Dio potente, grandioso, egli è degno dell'eccelso, Dio potente, grandioso. I monti tremeranno, il male fuggirà al suono del suo nome, Re di maestà, nessuna potestà mai resisterà alla presenza e al potere del grandioso, grandioso, grandioso. Oh, grandioso, grandioso, grandioso. Oh, alleluia, Santo, Santo, Dio potente, grandioso, egli è degno dell'eccelso, Dio potente, grandioso. Alleluia. L'Iddio del cielo è colui che ci darà buon successo. Noi suoi servi ci alzeremo e costruiremo, ma voi non avete né parte né diritto né memoria a Gerusalemme. Noi ci alzeremo e costruiremo, perché Dio in questa sera ci ha chiamati a questo, sapendo che in quest'opera il nemico delle nostre anime non ha nessuna parte e non sarà ricordato. Ma un giorno saremo ricordati noi davanti a Dio per questa scelta fatta, dove il Signore ci dirà: vieni benedetto dal Padre mio, per te è riservato il regno, perché sei stato fedele forse in poche cose, ma hai serbato la fede, entra. Questo è quello che noi vogliamo costruire e ricostruire. Facciamo ancora un canto, poi è stata chiesta una preghiera di qualche sorella. Dopo questo canto, chi vuole venire, è stata chiesta una preghiera, ma questa apertura è per tutti noi. Chi vuole venire per pregare insieme, venite avanti e pregheremo. Facciamo questo canto. Alleluia, Signore, grazie Padre.
Signore. Con te, nella tua presenza, nella tua presenza starò. E qui, nella tua gloria, Mostrati ancora. mostrati ancora a me. Voglio sempre più di te. Voglio sempre più di te. Ti loderò, Gesù, con tutto il cuore adorerò. Canterò il tuo nome perché so Che degno e grande sei, ti loderò, Gesù, con tutto il cuore adorerò, canterò il tuo nome perché so che degno e grande sei, santo, 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 tu sei santo, Gesù, Gesù, grande sei. Santo, Santo, tu sei santo, Gesù, Gesù, grande sei. ti loderò, Gesù, con tutto il cuore Adorerò. Chiesa adora, canterò il tuo nome perché so che degno e grande sei, ti loderò, Gesù, con tutto il cuore Adorerò, canterò il tuo nome perché so che degno e grande Alleluia, Signore. Grazie papà per questa serata meravigliosa. Grazie papà per la tua parola, per come ancora ha parlato ai nostri cuori, avendo, Signore, sempre, diciamo, le mani in alto verso di te e pregare, Signore, rifugiarci in te continuamente, Signore, perché è lì che il nemico non può colpire le nostre anime. Ma noi in questa sera, caro Padre, vogliamo pregarti ancora per le tante preghiere che ci giungono da casa, e noi come tuoi figli vogliamo alzare le mani verso il trono della grazia e pregare per la mamma di Onofro, che il Signore la guarisca nel nome di Gesù. E anche Raffaele chiede guarigione per le sue ferite e chiede anche un ritorno al Signore. Dagli forza a Raffaella, Signore, guarisci le sue ferite e riportala a casa, Signore. Preghiamo ancora per tutti i fratelli e le sorelle, e Lucia chiede preghiera per le sue braccia, Signore. Signore, ti prego nel nome di Gesù, Signore, guarisci queste braccia, papà, in questo momento, adesso, nel nome di Gesù. Così, Padre, vogliamo continuare a pregarti per Domenica e famiglia, che ci sia una guarigione completa nelle loro vite, e anche per Clara per guarigione, Jimenez per lavoro. Salvina chiede preghiera per il marito, e Giulio che cambi il suo carattere.
Signore, noi abbiamo pregato per tutti questi fratelli e sorelle, per quanti ancora ci hanno ascoltati da casa. Raggiungili, Signore, con la tua benedizione e con la tua guarigione, Signore, laddove si trovano adesso, Signore. Guarda ogni cuore, Signore. Benedici, tocca, guarisci, libera nel nome di Gesù, Signore. E noi in questa sera ti siamo grati, Padre, con tutto il nostro cuore, per tutto quello che tu hai voluto donarci, e ti chiediamo ancora di accompagnarci alle nostre momentanee dimore, Signore, di vegliare su di noi durante la notte, donandoci ancora, Signore, sogni e rivelazioni che possano, Signore, ancora mostrare la tua volontà per noi. Noi ti siamo grati anche per il domani, se ce lo doni. Noi vogliamo essere e continuare a costruire, Signore. Non vogliamo fermarci e non permetteremo che il nemico possa fermare l'opera che tu hai iniziato nella nostra vita. Ti diciamo grazie di vero cuore, papà, in quell'unico nome che è il nome di Gesù, benedetto in eterno. Dio ci benedica. E vorrei anche salutare a coloro che si sono collegati con noi dal Venezuela, dal Brasile, da Caracas. Dio vi benedica grandemente. A Dio sia la gloria. Pace a tutti.